castello di Monselice è un luogo straordinario, storicamente importante. Uno quando entra qui è come se si sentisse coinvolto, quasi si trasforma. Donna Barbara, cosa devo fare? Il baciamano, il piacere? Barbara è una guida qui del castello di Monselice. Me la racconti la storia di questo castello particolarissimo? Volentieri. Cominciamo dai bizantini? Cominciamo dai bizantini. In che anno siamo? Attorno al 400. 400 d.C.? Certo. Ecco, Barbara, ti tengo io la sottana perché sennò ti inciampi qua, insomma, sono... Dunque, allora, nel 400 d.C., subito dopo l'impero romano, qui è una rocca bizantina. Certo, Patrizia. E poi arrivano i Longobardi quando? Attorno al 602 a Monselice. Solo che i Longobardi sono ancora là, vero? Andiamo a vedere. Dei Longobardi doc, proprio originali, nel museo. Che impressione, sono scheletri veri questi qua. Veri. Non sono ricostruiti, Guarda, si vede ancora in quell'osso là il colpo di spada che l'ha spezzato, le ferite. Poi sono enormi questi qua, sono due giganti. Longobardi. Sì, Longobardi, quindi lunghi. Comunque arrivano i barbari e qui praticamente fanno piazza pulita. E dopo i Longobardi qui cosa succede? Arriva Federico II di Svevia. Ecco Barbara, ma quando è che arriva qui Federico II? Attorno al 1236, Patrizia. È Federico II proprio di Svevia, lui? Certo che sì. Beh, ma ha fatto un sacco di castelli in Italia meridionale, ma ne ha fatto uno anche qui, non lo sapevo. Importantissimo, importantissimo. Perché l'ha fatto qua? Per la posizione strategica di Monselice che ha nella regione Veneto e non solo. E però dopo il castello, viene utilizzato anche nel Rinascimento. Certo, tutto il territorio di Monselice si giunge alla Serenissima Repubblica di Venezia. Qui siamo nella stanza del famoso Camino Carrarese. Che è particolarissimo, bellissimo. Certo. Come fate? È fatto, la particolare forma a imboccatura di flauto. È un cammino vero. Vero. Carrarese perché viene da Carrara? Perché fu edificato dai signori carraresi, i signori di Padova, attorno al 1338. Ho capito, che hanno avuto, mi ricordo i carraresi, hanno avuto una storia familiare un po' tormentata. Decisamente, come ogni buona famiglia. Sì. All'interno della famiglia ci furono dei problemi a livello amministrativi e ne fece le spese Jacopino da Carrara. E cioè? Richiudendolo in una stanza di questo castello. È stato chiuso qui? Per 17 anni. È sopravvissuto? È morto di stenti. Oh, povero, che tempi. Comunque, senti, ho letto su una guida turistica che voi qui avete anche un fantasma. Ce l'abbiamo, Patrizia, abbiamo il fantasma. Non poteva mancare. Che fantasma è? È il fantasma di Avalda. Sì. Avalda fu la moglie di Azzo d'Este. Sì. Più volte cornificata da parte del marito, e lei decise un giorno di lasciarsi andare anche lei ai suoi piaceri carnali finché il marito la scoprì e proprio in quella stanza là fu ammazzata. E adesso? E adesso vaga di notte per le stanze del castello lamentandosi. No, ma ho letto sempre sulle guide turistiche che qui c'è tutto un gran rumore perché c'è ancora Jacopino che urla perché è arrabbiato e affamato. Poi ci sono i lamenti di Avalda, insomma c'è tutto un lavoro qua incredibile in questo castello. Mai soli. Mai soli, però diciamolo, Jacopino è storia, Certo. tutto vero, Avalda non si sa, Ma però lasciamo un punto interrogativo. ci piace pensarlo. Ci piace pensarlo. E a te piace fare la guida? Tantissimo. È bello, Tantissimo. vero? È bello. Raccontare un castello e anche riviverlo. E devo dire che l'atmosfera di questo castello è veramente bellissima. Anche grazie ai cittadini di Monselice che per passione, per divertirsi, per divertire il visitatore lo animano con presenze vive che danno all'insieme un sapore vero.